13 al via nella seconda corsa, un confronto sul miglio riservato ai 2 anni. Lo schieramento: 1 Butterfly Horse, 2 Baggio F, 3 Besser Wisser, 4 Bruno Ska, 5 Big Band Arc, 6 Bonnie Gill SM. Seconda linea: 7 Boomsy, 8 Brigitte Rock, 9 Briosa d'Alpi, 10 Billy Pan, 11 Balboa dei Greppi, 12 Beethoven Griff. In terza fila 13 Belgique Best. Favore in chiusura per Brigitte Rock, debuttante di Fausto Barelli, affidata a Flavio Martinelli, macchina che comincia ad accelerare. Partiti al via veloce Baggio F e anche Besser Wisser, e lungo la corda Butterfly Horse che cerca di rientrare a Besser Wisser, che insiste. Serra sotto invece Baggio F, altro debuttante. Numero 8 Sulla Brigitte piegata, Rock, la squalifica intanto squalificato. per la favorita Brigitte Rock, e dopo 200 metri in 15,1 non trova posto alla corda. Besser Wisser è costretto all'esterno perché Serra sotto Baggio F. Butterfly Horse in vantaggio, Baggio F in scia, all'esterno si adegua Besser Wisser, che poi cerca posto alla corda quando esce al largo Bruno Ska, che va con decisione a sua volta su Butterfly Horse, mentre in terza ruota rimane per il momento Billy Pan. L'errore invece di Beethoven Griff. Se ne vanno i primi 600 in 47, con al comando sempre Butterfly Horse. Numero In 12 seconda Beethoven posizione Griff, c'è Baggio F. Ora squalificato. l'errore di Bruno Ska, mentre viene via in terza ruota Billy Pan, che si porta a Numero contatto di 4 Butterfly Horse, Bruno lo Ska, impegna dopo 800 squalificato. metri veloci. In 1, 2, 4, 15 e 4 la frazione davanti alle tribune, insiste Billy Pan al lato di Butterfly Horse, Serra sotto Baggio F, poi Besser Wisser, ancora Boomsy, quindi Belgique Best, e a chiudere Big Band Arc. Intanto il chilometro in 1:17,6, insiste Billy Pan, attacca con decisione Butterfly Horse, più indietro Baggio F, ancora Besser Wisser e Belgique Best. Intanto è passato in vantaggio Billy Pan, che acquisisce margine ai 300 conclusivi, ha spostato intanto Baggio F dalla corda e così è infilato da Besser Wisser, che sposta a sua volta su Butterfly Horse, guadagna anche Boomsy lungo la corda, retta d'arrivo con in netta evidenza Billy Pan in vantaggio a 100 dalla conclusione. Billy Pan nel finale viene Numero a 11 concludere Balboa dei per Greppi, la prima vittoria in carriera squalificato. per questo allievo di Lorenzo Baldi, guidato da Francesco Pettinari. 1:17,3 il ragguaglio conclusivo, il secondo posto per Besser Wisser, mentre più indietro dovrebbe essere ancora Butterfly Horse forse, ma andiamo a rivedere l'arrivo, con la vittoria che vale 6,89 come quota al totalizzatore per il vincitore Billy Pan e Francesco Pettinari. Vittoria nettissima sul palo. Dopo tante rotture, Billy Pan dimostra tutto il suo valore con un bel percorso esterno. Viene a vincere da dominatore questa seconda corsa l'allievo di Lorenzo Baldi. Al secondo posto finisce Besser Wisser, molto più indietro, vedete, mentre per il terzo è ancora il numero 1 Butterfly Horse, che ha ragione di Boomsy e di Big Band Arc.